Questa trasmissione è offerta da Tecno2. Buonasera e ben trovati a questa puntata di Economy FVG. Questa sera parliamo di risparmio energetico e lo facciamo cercando di dare alcuni consigli a voi che ci seguite da casa su come affrontare quello che è il periodo freddo che sta per arrivare, perché ormai è iniziato dicembre e il freddo comincia a farsi sentire. Se fortunatamente abbiamo avuto una fine di autunno tutto sommato benevola da questo punto di vista, adesso è proprio arrivato il momento di accendere il riscaldamento. E quando arrivano le bollette, lo abbiamo visto per quanto riguarda l'energia elettrica e lo vedremo purtroppo nelle prossime settimane anche per quanto riguarda il gas, anche se molti lo stanno già vedendo e parlo di aziende in questo caso, insomma prima di aprire la bolletta ci si fa un po' il segno della croce sperando di trovare una cifra insomma dignitosa, decente e non stramazzare al suolo. Purtroppo questa è l'attualità dei giorni nostri. Noi parleremo insieme agli ospiti che sono qui in studio con me di questo argomento per cercare di capire anche come orientarsi, quali sono le contromisure che si possono prendere per cercare quantomeno di limitare i danni. Allora buonasera e ben trovato a Davide Villa, direttore generale di Blue Energy. Buonasera. Buonasera, grazie anche a Giorgio Turcati che è capo categoria dei termoidraulici del Confartigianato del Friuli Venezia Giulia. Buonasera. Buonasera. Buonasera anche a Fabrizio Urru che è responsabile dello sportello energia dell'Agenzia per l'Energia, l'APE del Friuli Venezia Giulia. Buonasera, buonasera. E grazie per essere con noi anche a Paolo Zenarolla, vice direttore della Caritas Diocesana di Udine. Buonasera a tutti. Che poi ci racconterà di un interessante progetto che è in corso. Allora io comincio subito dal direttore Villa. Ecco, insomma, Blue Energy sicuramente in questo momento, voi anche come società insomma, di luce e gas siete, dico non solo voi, ma in generale nell'immaginario collettivo un po' nel mirino, però spieghiamo bene che cosa sta succedendo, anche quali sono le ricadute e come dovete fare i conti anche voi con questi grandi aumenti sul fronte dell'energia e come poi vi raffrontate con i clienti? Ma allora, quello che in questo momento ci vede al centro un po' di questo tornado che ormai è iniziato un anno fa, è una situazione che di fatto noi viviamo in mezzo perché acquistiamo energia, che sia energia elettrica e gas, e poi la rivendiamo ai clienti finali. In questo noi ci troviamo a dover far fronte anche noi a questo aumento dei prezzi. Di fatto nel tempo questi prezzi sono aumentati, noi ci troviamo a comprare con prezzi più alti e poi inevitabilmente a riportare sul cliente finale questo aumento dei prezzi. Per un po' c'è stato il beneficio dei prezzi fissi sottoscritti negli anni precedenti, ma ora questo sistema non mette più in condizione di acquistare a prezzo fisso e quindi quel prezzo che voi leggete tutti i giorni, troviamo tutti i giorni che si muove sui giornali, è quello che di fatto ci troviamo noi tutti i giorni a dover pagare per acquistare energia, tipicamente prima di quando poi viene fornita al cliente finale e bollettata con quelle bollette che diceva prima lei. Chiaramente uno prima di aprirle spera di trovare un numero inferiore. Sicuramente rispetto all'anno scorso i numeri sono cambiati in modo veramente importante, non possiamo negare che questo metta in difficoltà il bilancio mensile delle famiglie, ma una prima via che se non altro può lenire un po' questa enorme crisi che si sta verificando è che l'andamento dei prezzi da agosto ha visto una minima flessione, non siamo più ai picchi che abbiamo avuto ad agosto. Ci siamo avvantaggiati nell'ultimo periodo di questo andamento termico molto particolare per cui di fatto siamo stati in estate quasi fino a ieri e quindi già con ottobre e novembre i prezzi sono un po' diminuiti. Ne parlavamo prima con lei appunto all'ingresso, adesso i prezzi stanno iniziando a risalire di nuovo inevitabilmente col freddo, quindi di fatto l'invito che ci sentiamo di fare un po' a tutti i clienti insieme a loro è quello di capire e imparare a consumare meglio rispetto a quello che fino a ieri facevamo quando i prezzi erano diversi. Grazie, poi insomma entreremo anche nel dettaglio di quelle che sono le vostre iniziative e anche nel cercare di capire bene come incidono le rinnovabili, perché questo è un altro grande tema, ma lo lasciamo per dopo. Chiedo a Fabrizio Urru, lei insomma si trova a gestire tramite lo sportello insomma, di APE FVG molte situazioni, quindi chi meglio di lei può darci un po' una bussola per cercare di dare qualche consiglio a casa
sul fronte del risparmio energetico. Ecco, sicuramente le soluzioni sono tante, ci sono i bonus, ci sono gli incentivi, poi vanno tarate famiglia per famiglia, ma insomma così cominciamo a dare qualche indicazione partendo magari dal fotovoltaico, che in questo momento viene visto come insomma un po' la panacea di tutti i mali. La prima cosa che si pensa è: facciamo l'impianto fotovoltaico così azzeriamo le bollette. Intanto le chiedo, è vero questo? Sì, è vero che è l'argomento più battuto in questo momento. E altrettanto vero che la risposta non è scontata, non è né sì né no, ma dipende, bisogna valutare il caso concreto, perché spesso uno pensa: no, faccio il fotovoltaico così non prendo più il gas, non mi sgancio dal gas, cosa che non è immediata, perché dipende da tutta una serie, insomma, di questioni anche tecnologiche, no, legate all'abitazione, per cui insomma sì, bisogna valutare molto attentamente, valutare anche i consumi reali, il proprio fabbisogno energetico, no, la disponibilità del posto dove realizzare l'impianto. Ecco, la interrompo per chiederle, nel fare questo, per capire quanto consumiamo, cosa si fa? Si prende la bolletta e lì ci sono dei numeri importanti? Sì, beh, diciamo che l'impianto fotovoltaico viene dimensionato sul fabbisogno reale, diciamo, nell'arco dell'anno, no? Quindi uno con le bollette vede qual è il consumo in kilowattora nell'arco dell'anno e cerca di realizzare un impianto che abbia una produzione, diciamo, di picco, che produca esattamente quel kilowattora all'anno. Perché questo, diciamo, che è il taglio pensato per l'autoconsumo, ed è quello che è poi, diciamo, agevolato dalle agevolazioni, dal bonus casa e dal super bonus, per cui, che sono i due bonus, diciamo, che incentivano il fotovoltaico, per cui diciamo che quella è la dimensione corretta, ecco, dell'impianto. Sì, quindi molto spesso chiedono questa cosa qua perché è diciamo, una reazione molto di pancia, no? Quella di abbandonare il gas perché il gas costa tanto e mi faccio la corrente elettrica da solo, però sì, non è che funziona proprio così. Poi magari entriamo anche qui nel dettaglio, lo chiedo, Sì. insomma, a Turcati, ci sono poi anche dei problemi dei tempi d'attesa, perché naturalmente la richiesta adesso di fare impianti fotovoltaici è tanta, magari voi non riuscite neanche a soddisfare tutti e subito, e quindi insomma ci sono anche dei tempi. Ecco, com'è la situazione? Se oggi uno viene e le chiedesse un impianto fotovoltaico, quanto deve aspettare? Dipende anche in questo caso dai vari casi, però c'è da dire che i problemi purtroppo spesso sono anche, una volta realizzato l'impianto, di tempistiche burocratiche che non consentono l'immediato utilizzo dell'impianto stesso. Voglio invece riallacciarmi a quanto detto in precedenza proprio su questo tema. Siccome noi adesso siamo arrivati alla stagione fredda, è anche importante sottolineare una cosa, appunto, a cosa ci serve l'impianto fotovoltaico. Ha detto bene chi appunto mi ha preceduto, che non sempre andiamo a risolvere il problema, ad esempio, del riscaldamento con l'impianto fotovoltaico, perché dipende dalla tipologia di impianto esistente che ho nella casa, per cui alle volte ci sono soluzioni magari anche alternative che mi consentono nell'immediato di pensare a qualcos'altro in questo momento, se non altro per ottenere subito dei risparmi. E questo è importante perché, come ha detto giustamente lei, ci sono delle tempistiche abbastanza importanti dal momento in cui ho installato l'impianto fotovoltaico al momento in cui io posso effettivamente beneficiare del suo utilizzo. Passano anche 5-6 mesi. Ecco, sì, esatto, esattamente, ci sono purtroppo anche queste tempistiche ogni tanto. Tempistiche anche più ampie, insomma, certe aziende hanno fatto grandi investimenti in impianti fotovoltaici e hanno ricevuto, insomma, l'autorizzazione ad allacciarsi, ecco, molto dopo. Un impianto fotovoltaico, per dare delle indicazioni, oggi quanto può costare, in quanto tempo lo si può ammortizzare, insomma, alla luce di quelli che sono i prezzi attuali, poi naturalmente anche lì la situazione può evolvere. Allora, i prezzi ovviamente poi dipendono da molti fattori, sono certamente calati rispetto a parecchi anni fa, però adesso ci sono anche nuove tecnologie, tipo il fatto degli accumulatori di energia, queste batterie che poi vanno a
ad amplificare un pochino questi costi, per cui si parla, sempre tenendo conto dei kilowatt di picco, si può andare dai 3, 4, 5 mila euro solitamente a kilowatt, poi dipende appunto che cosa ci devo mettere. Ecco, mediamente un impianto da quanti kilowatt, insomma 3 kilowatt può essere sufficiente? Ma normalmente in una casetta, poi anche lì dipende se c'è una pompa di calore o meno, normalmente sui 4 kW, 6 kW è la media degli impianti che vengono poi proposti nelle abitazioni. Ecco, restando su questo tema, direttore, per quanto riguarda proprio lo scambio di energia in rete, cioè dalla rete alle case e dalle case che le produrrebbero, che le producono insomma, attraverso gli impianti fotovoltaici alla rete, ecco, voi come vedete insomma, questa situazione? È una situazione che dovrebbe espandersi, può essere un vantaggio per tutti o ci sono magari delle controindicazioni su questo? Ma da parte nostra l'incentivo all'installazione dei pannelli fotovoltaici è sicuramente un'indicazione che diamo anche ai nostri clienti. È una soluzione, non esiste la soluzione unica a questo momento di crisi energetica, ma sicuramente l'installazione di un pannello fa sì che gran parte del consumo, poi chiaramente ci sono le condizioni, come dicevano prima i colleghi, di tecnologie a servizio poi del riscaldamento, ma almeno io inizio a partecipare a questo tipo di produzione autonoma, il consumo, se riesco a prenderlo in parte o in toto, dipende dalle tecnologie che ho e dagli accumulatori, ma di sicuro per le aziende, io lo dico come Blue Energy, ma vale anche per le altre come noi, è una transizione inevitabile che anzi ci sentiamo di dire uno dei consigli che diciamo ai nostri clienti è bella il titolo della trasmissione di oggi perché a risparmiare si impara e si impara anche dotandosi di tecnologie che magari fino a qualche anno fa erano riservate a pochi oppure anche di scarso interesse. Eh sì, ecco, per quanto riguarda, insomma, si parla anche di comunità energetiche, anche su questo fronte le grandi compagnie, le compagnie come voi, ci scommettono o qualcuno magari dice no perché dopo ci si può andare a rimettere perché, se uno si comincia a produrre l'energia in casa poi naturalmente se ne vende meno, però in questo momento insomma mi pare che sia di buon senso. No, da questo punto di vista non lo vediamo come né un ostacolo né un nemico lo sviluppo delle comunità energetiche. Ci sono ancora alcuni vincoli proprio normativi che non mettono in condizione di avere ben chiaro i ritorni degli investimenti e come e quale possa essere il ruolo della società energetica, ma chiaramente, così come abbiamo detto prima sugli impianti fotovoltaici, anche ci sentiamo di dire accompagniamo anche noi questo percorso che è inevitabile, non possiamo opporci alla rivisitazione della produzione che fino a ieri era stata fatta in un modo e oggi è arrivata al termine, onestamente. Ecco, per quanto riguarda la produzione insomma, di energia insomma, da parte vostra, i vostri clienti in bolletta poi hanno le percentuali anche da fonti rinnovabili oppure no? Lì com'è la percentuale? Insomma, in che misura incidono le fonti rinnovabili? Ma noi oggi al momento l'energia ad esempio elettrica che vendiamo ai nostri clienti domestici è totalmente generata da fonti rinnovabili. Noi non disponiamo di una produzione propria, quindi a nostra volta compriamo energia prodotta in questo modo. È un'indicazione che anche per dare poi una sostanza al nostro impegno verso la sostenibilità ci sentiamo di fare, quindi crediamo nella parte rinnovabile. Cerchiamo in questo momento di fare anche qualche investimento in tal senso, non è semplicissimo, visto appunto la burocrazia italiana che poi allunga i tempi, però rimaniamo convinti che sia un percorso che anche deve entrare nel nostro DNA per far sì che i nostri clienti consumino vera energia rinnovabile. Ci fermiamo allora per una piccola pausa pubblicitaria, restate con noi perché poi vi raccontiamo un progetto molto importante dal punto di vista economico e sociale che è in piedi sul nostro territorio tra poco. Di nuovo insieme con Economai FVG, insomma lo abbiamo detto all'inizio della trasmissione, il caro vita sta incidendo sulla vita di tutti perché vediamo che l'inflazione ha raggiunto livelli oltre l'11%, quando andiamo a fare benzina e poi lo vedremo, insomma i prezzi dei carburanti sono aumentati anche oggi perché è stato tagliato lo sconto sulle accise che da 30 centesimi è passato a 18, quando andiamo a fare la spesa vediamo che la frutta, la verdura, la carne, tutto costa di più, le bollette, lo abbiamo detto prima, insomma arrivano con cifre da capogiro, per cui ci sono tante famiglie, sempre più famiglie anche sul nostro territorio che devono fare i conti a fine mese
con i soldi che rimangono in cassa. Alle volte questi soldi non ci sono, alle volte bisogna tenere spenta la luce, spento il riscaldamento, fare anche delle rinunce quando si va a fare la spesa. Fortunatamente però sul territorio ci sono associazioni, istituzioni, fondazioni che danno una mano in questo senso, e il progetto che è stato presentato proprio ieri da Fondazione Friuli in accordo con le prefetture di Udine e Pordenone e le Caritas diocesane di Udine e di Concordia Pordenone va in questo senso, lo vendiamo in questo servizio. Presidente Morandini, una iniziativa importante della Fondazione Friuli, un protocollo d'intesa con le prefetture di Udine, di Pordenone e le Caritas diocesane di Udine e di Concordia Pordenone per dare un aiuto ai cittadini che sono in grande difficoltà in questo momento, soprattutto dal punto di vista dei rincari di luce e gas. Ecco, quant'è la somma che avete messo a disposizione e cosa prevede questo protocollo? Assieme a Intesa San Paolo abbiamo stanziato per questa iniziativa 300.000 euro. È un'iniziativa che vuole essere sì un sostegno e un supporto economico, ma soprattutto grazie alle Caritas vuole essere un accompagnamento nelle famiglie verso il corretto utilizzo delle risorse, il risparmio energetico e anche una sana gestione del bilancio familiare. Quindi questo è l'aspetto che noi sottolineiamo con maggior convinzione. In che modo potranno poi queste famiglie accedere a questi contributi, insomma, attraverso le Caritas ovviamente? Ma abbiamo voluto strutturare un accordo che abbia un cappello istituzionale grazie alla collaborazione dei due prefetti e un cappello operativo che è rappresentato dalle Caritas, loro in totale autonomia da conoscitori perfetti di quelle che sono le situazioni di difficoltà sui nostri territori, hanno la possibilità di agire come meglio credono. Qual è la situazione attuale con cui vi confrontate tutti i giorni per quanto riguarda questo problema? È una situazione generale ormai, no? Strutturale direi, quindi sappiamo che queste risposte che sono preziosissime sono comunque delle risposte che non incidono sulle cause, no? E quindi siamo consapevoli dei limiti pur facendo il possibile, andando su tutto il territorio della nostra provincia, quindi della diocesi, perché le persone che sono in difficoltà almeno possano accedere ai centri di ascolto, rappresentare le difficoltà concrete. Noi non distribuiremo soldi, noi faremo in modo che le spese, le utenze, insomma, vengano in qualche modo pagate, ma non distribuendo soldi. Le risposte devono incidere anche sulle imprese che erogano questi servizi, perché se ci sono delle municipalizzate dovrebbero in qualche modo interrogarsi i comuni come mai ricevono soldi pagando o ricevendo, no, le utenze e via avanti, e d'altra parte dando soldi per aiutare i poveri. Mi pare che sia una contraddizione in termini che vale la pena, ecco, essere messa in risalto. Questo progetto prevede un contributo anche non solo per chi non riesce a pagare le bollette, ma anche per chi vuole riqualificare la casa, perché sappiamo che magari famiglie più in difficoltà, magari vivono in case più vecchie, che consumano di più o con famiglie più numerose. Ma su questo, all'interno delle varie azioni che possono essere valutate di volta in volta a seconda dei bisogni che ci sono delle famiglie e attraverso la rete dell'ascolto, l'idea può anche essere quella di attivare per esempio microcrediti per sistemare la caldaia, eccetera. Chiaramente gli importi sono minimi rispetto a tutta quella di attività di appunto ristrutturazione che è anche stata messa in campo con le varie misure governative e alle quali magari proprio le famiglie più in difficoltà per una serie di motivi non sono proprio riuscite a far fronte ad avere l'accesso a questa tipologia di misure. Quindi per quanto poco si cerca anche di muoversi in questa appunto dimensione che è quella del rendere le case almeno un minimo più efficienti. Ecco, ricordiamo anche che questo protocollo riguarda insomma, la cosiddetta morosità incolpevole, non è che andrà a sanare anche tutto un pregresso, quindi anche lì ci sarà da fare insomma, una sorta di cernita per vedere chi ha diritto a questo contributo. Sì, un gran lavoro che sicuramente la Caritas saprà gestire anche col supporto appunto delle associazioni di consumatori o comunque delle associazioni che in questo ci porteranno anche esigenze che noi agli enti gestori dei servizi rappresenteremo e su cui veramente ci aspettiamo un passaggio ulteriore, ma credo che ci siano tutte le premesse per poterlo fare. Ovviamente è un lavoro complesso su cui la nostra collaborazione come facilitatori sarà fondamentale. Sì, anche per la prefettura di Pordenone con il prefetto Domenico Lione, insomma, in prima linea per questo progetto.
Sì, io ho aderito veramente con entusiasmo all'idea dell'amico Massimo, in quanto appunto la crisi colpisce non solo gli imprenditori ma soprattutto anche le famiglie. Questa iniziativa è molto importante sotto duplice aspetto, un aspetto appunto di un aiuto diretto quasi però per un accesso magari a un microcredito e una gestione consapevole del denaro e poi un aiuto importantissimo oltre alle famiglie anche una funzione moltiplicativa, cioè nel senso che possa diventare quasi un collettore, cioè che altre associazioni, accanto alla Fondazione Friuli e alle Caritas che hanno finanziato questo progetto, possano anche partecipare, anche gli enti territoriali, cioè quindi i comuni, anche altre associazioni, possono unirsi in una rete di sostegno sociale che già in questo territorio è molto forte, che possa diventare un ulteriore punto di riferimento per le famiglie. Allora, questo è il progetto, Paolo Zenarola, sicuramente importante per dare una risposta, perché i vostri centri d'ascolto sono con le file sempre più lunghe purtroppo. Ecco, ci racconta qual è la situazione sul territorio, insomma il progetto lo abbiamo capito, ma insomma c'è una risposta importante da dare alla gente. Ma sicuramente diciamo che è un percorso che viene da lontano, in quanto la nostra esperienza è che il mero intervento assistenziale non crea le condizioni per poter aiutare le persone a individuare delle strategie per superare la condizione di bisogno. Quindi non tutto nelle mani del singolo o delle famiglie, come abbiamo sentito anche prima, però noto una convergenza anche nel linguaggio tra quelli che sono alcuni concetti che sono stati espressi e un pochino la prospettiva di lavoro che noi cerchiamo di attuare, per esempio nei centri di ascolto. Rendere le persone maggiormente informate, consapevoli, dare alcuni strumenti per avere in mano la regia della propria spesa familiare, e che è chiaro che in un contesto come quello delle nostre società evolute, essere in una condizione di bisogno non è la stessa condizione che si vive in un paese, in una società in cui ci sono povertà endemiche, ma ha la necessità di aiutare le persone a fare delle scelte, per esempio nei consumi, a fare delle scelte nel proprio budget economico, e da questo punto di vista tutto quello che attiene un po' all'energia, alla casa, all'abitare, viene percepito come secondario. È molto più facile che persone consumino le proprie risorse nell'immediato, nei bisogni a cui sono sollecitate nel quotidiano, e poi si ritrovino, quando arriva magari bimestralmente la bolletta, in condizioni tali da non essere in grado di sostenere questo tipo di spese. Allora bisogna accompagnare le persone in maniera tale che rientri nel loro orizzonte di programmazione familiare, di prospettiva di gestione finanziaria, la previsione che queste risorse vanno trovate. Poi è evidente che se la coperta è corta, non è che si possono fare delle moltiplicazioni delle risorse, però anche da questo punto di vista quello che stiamo vivendo ormai come società nel suo insieme viene vissuto con una particolare accentuazione da parte delle fasce più fragili della popolazione, ma appunto ormai diventa tema abbastanza generale. Si parla del ceto medio che magari ha la casa di proprietà su cui fare gli investimenti, si parla delle imprese, c'è il grosso tema della sostenibilità ambientale, che in qualche maniera, al di là dell'aspetto economico, è una questione che richiama alla necessità di utilizzare in forma consapevole, attenta, rispettosa dell'ambiente le risorse naturali, sia quelle diciamo rinnovabili sia anche quelle non rinnovabili, a maggior ragione. Allora il fatto di intervenire in un momento di bisogno per noi diventa occasione anche di accompagnamento educativo e
cosa che è stata detta anche prima, superare la condizione dell'individuo di fronte a quelle che sono le realtà di sistema ingovernabili, anche con una strategia di collaborazione. In questo senso, per esempio, siamo molto incuriositi e sollecitati da questa idea delle comunità energetiche, cioè come strategia mettere le persone assieme, perché assieme si possono trovare delle soluzioni collettive che invece da soli non si possono realizzare. Ora, se tutto questo lo inquadriamo in questo particolare momento storico in cui appunto l'inflazione sta erodendo un potere di acquisto che già in qualche modo aveva messo in difficoltà le famiglie dopo anni di caduta di PIL, di caduta di capacità produttiva, no? del sistema paese, delle nostre comunità, delle nostre società, con un sistema creditizio sempre più rigido e sempre anche più escludente. Noi appunto parliamo molto spesso nei nostri interventi di microcredito perché osserviamo come sempre più famiglie e persone non riescono ad accedere alla finanza, perché le regole di accesso al credito sono talmente alte e rigide che escludono le persone. Quindi c'è la necessità proprio di sperimentare delle strategie nuove, diverse, e su questo l'idea di non essere l'esercito della salvezza che va a fare un'azione di tipo riparatorio, ma di trovare un linguaggio comune con altri settori sociali come quelli imprenditoriali, come quelli pubblici, per ricostruire alcune regole che consentano l'inclusione, no? Per esempio, delle persone, delle famiglie, per evitare una crescita sempre più esponenziale degli esclusi, ci sembra che ormai è diventato un tema condiviso. Assolutamente, assolutamente sì. Ci fermiamo per la pubblicità, poi ritorniamo a parlare con i nostri ospiti, a darvi ancora qualche buon consiglio, insomma, per risparmiare. Tra poco. Ancora insieme con Economai FVG, riparto da Urru per chiederle questo, insomma voi l'Agenzia per l'Energia della Regione sicuramente lo dite già da tanti anni, ecco, questo shock energetico e anche economico, diciamo, che ci ritroviamo tutti i mesi quando arriva la bolletta, può essere anche l'occasione per un cambio di mentalità, cioè mettere in atto, naturalmente abbiamo visto quella che è la povertà estrema di chi non ha neanche i soldi per pagare la bolletta, però anche chi ce li ha naturalmente cerca di risparmiare. Ecco, come è possibile mettere in pratica degli accorgimenti per riuscire, insomma, a far sì, perché l'unico modo per tagliare la bolletta di fatto è quello di ridurre i consumi? Sì, allora, diciamo che è un periodo in cui tutti sono prodi, diciamo, di quelli che sono i consigli per le piccole economie, no? Non so, si parla di abbassare di 1 grado la temperatura in casa, di non so, abbassare la temperatura dell'acqua calda sanitaria, spegnere la pasta asciutta, no? Diciamo che tutti questi accorgimenti qua messi insieme portano comunque a un'economia che non è significativa nel momento in cui uno si ritrova appunto con le bollette da dover pagare a fine mese, no? Non riesce a contrastare in modo significativo le bollette che hanno i prezzi che hanno. Per cui quello che consigliamo, ovviamente, tutti questi accorgimenti qua sono tutti validi, hanno motivo d'essere, no? Però non ci si può aspettare il miracolo da queste cose qua, per cui quello che continuiamo a consigliare è che bisogna investire nell'efficientamento energetico dell'abitazione, no? Perché ci sono grossi margini di miglioramento, perché diciamo che il parco edilizio esistente in Italia è comunque prevalentemente di classe energetica molto bassa, nonostante si parli da molti anni, insomma, di questi temi, c'è molto da fare. E ci sono molti sprechi energetici e l'efficientamento energetico incide sia sulle bollette, ovviamente, no? Quindi è un risparmio in termini di kilowatt e di euro, ma c'è anche un miglioramento del comfort abitativo, quindi anche della salute, certo. Che non è poco, e ovviamente poi ci sono le ricadute sull'ambiente, no? Perché
e questi qua sono comunque degli interessi che sono degli interessi, diciamo, individuali per ogni individuo, ma sono anche gli interessi, diciamo, della collettività, no? La salute pubblica, il welfare, insomma, l'ambiente, sono sì, temi che sono validi sia a scala individuale che a scala collettiva. Ci sono oltre al famigerato super bonus, sì, che ormai è in scadenza, ma insomma è in scadenza per alcune cose no, è stato ridotto, è stato rilanciato, insomma diciamo che è in continua evoluzione, ma questo fin dall'inizio, per cui, ed è uno forse anche dei punti deboli di questo super bonus, è quello appunto che continua a modificarsi ed è difficile riuscire a gestirlo. In piedi cosa c'è poi oltre al super bonus? Ci sono tutti i bonus ordinari, quindi parliamo di eco bonus, bonus casa, sisma bonus fondamentalmente, che sono dei bonus, diciamo che ci sono da parecchi anni prima, ad oggi sono comunque stati confermati fino alla fine del 2024, quindi abbiamo davanti 2 anni di tempo e sono dei bonus che mi sentirei di dire che verranno comunque, come si dice, prorogati ulteriormente, perché... Che percentuali hanno, ricordiamolo, allora, di detrazione fiscale? Il bonus casa, nel quale rientrano più o meno tutti gli interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione e quant'altro, ha un incentivo del 50% di detrazione fiscale, di credito fiscale rispetto alle spese sostenute. L'eco bonus, quindi per tutta la parte di efficientamento energetico, gli incentivi che vanno dal 50 al 65% e in casi di condominio le aliquote sono elevate al 75-85, se non ricordo male. Sono comunque incentivi fruibili. E per questi incentivi qua funziona ugualmente la possibilità di cessione del credito o dello sconto in fattura, salvo il problema cogente di questi sistemi alternativi che sì, sono attualmente, diciamo, bloccati, insomma, come dire, sì, il sistema bancario che in questo momento, diciamo, si è intasato, sì. Esattamente, e diciamo che in questo ultimo decreto aiuti quater c'è anche un tentativo di rilancio, insomma, della cessione del credito, per cui viene concesso in sostanza a banche e a imprese di recuperare questo credito fiscale nel momento in cui lo acquisiscono, non più in 5 anni ma in 10 anni, per cui diciamo che dovrebbe aumentare la capienza fiscale di questi soggetti e quindi rilanciare potenzialmente... Ha parlato di decreto aiuti quater, che naturalmente è appena stato, insomma, promosso dal nostro governo. Noi abbiamo sentito il ministro per i rapporti con il Parlamento, che è anche il nostro ministro friulano Luca Ciriani, insomma, chiedendogli appunto quali sono anche le mosse che sta mettendo in piedi il governo per dare respiro ai cittadini sul fronte del caro bollette. Sentiamo. Altro problema, insomma, che gli italiani ai quali chiedono risposte è quello del caro bollette, insomma, che cosa c'è sul tavolo per risolvere almeno parzialmente questo problema, anche a fronte, insomma, della manovra che è all'ordine del giorno. Noi abbiamo col decreto cosiddetto aiuti quater stanziato 9 miliardi di surplus sulle bollette. Con la manovra finanziaria che il Consiglio dei Ministri ha approvato 10 giorni fa abbiamo stanziato altri 21 miliardi di 31 a disposizione complessivamente per il caro bollette. Abbiamo fatto tutto il possibile per mettere in sicurezza le famiglie e le imprese. Se noi non interveniamo sul caro bollette, tutto il resto rischia di essere inutile o secondario. Quindi quando sento parlare anche la CGIL di mobilitazione di sciopero, domando: ma cosa avrebbero fatto loro al nostro posto se non innanzitutto difendere le famiglie e le imprese del fatto che le bollette costano 2, 3, 4 volte più di prima. Quindi abbiamo messo il massimo possibile su questa linea. Poi ci sono tanti altri interventi che indicano un inizio di una tendenza, soprattutto sul cuneo fiscale, sull'aiuto alle famiglie. E anche qui credo che quando avremo modo di leggere la finanziaria, molta gente si renderà conto che abbiamo incominciato a fare esattamente quello che abbiamo detto in campagna elettorale. Certo, non possiamo fare tutto subito perché non ci sono le risorse, perché la situazione economica internazionale è gravissima, però diamo dei segnali, secondo me, di forte discontinuità. Ecco, Villa, qual è il vostro rapporto, diciamo, anche con le istituzioni, con queste manovre che, insomma, vengono fatte? Riuscite a trarne un beneficio? C'è un dialogo anche, insomma, tra le compagnie come la vostra e il governo, in un certo senso?
Allora possiamo dire che la serie dei decreti sicuramente porta un beneficio alle famiglie e anche alle imprese che poi ne possono beneficiare. Se la domanda è riusciamo a coglierne anche noi un vantaggio, tipicamente finendo come prima in mezzo, di fatto non è che veniamo chiamati al tavolo prima di capire quali possano essere le mosse, ci troviamo di solito più che altro ad affrontarle e a gestirle, non nego talvolta anche in modo diciamo, totalmente impreparati e quindi diciamo che questi decreti chiaramente poi dopo li seguiamo, ne prestiamo la massima attenzione. Speriamo che servano veramente a dare un sostegno finale e sostanziale alle famiglie, più che nei fatti ecco, che nelle parole, perché probabilmente sono tentativi continui di dare un aiuto a una situazione veramente difficile e che vede come prima noi nel mezzo e quindi trovarci da un giorno con l'altro a dover gestire anche nuove norme, nuove normative che non sempre sono così facili anche da interpretare. Ecco, i numeri che abbiamo sentito fanno paura e tanti soldi, tanti miliardi messi sul piatto. Di fatto verrebbe da dire che sono miliardi che poi se ne vanno in fumo perché vanno per compensare quelli che sono stati gli aumenti quando potrebbero essere utilizzati anche per altro. Però purtroppo la situazione che ci troviamo a vivere è questa. Secondo lei che inverno ci dobbiamo attendere? A patto che insomma ci vorrebbe la sfera di cristallo per capirlo, ma lei sicuramente può avere qualche indicazione maggiore di noi. Allora, come diceva lei prima correttamente, qui diciamo, le previsioni non è neanche una parola da usare, perché chiaramente veniamo smentiti di volta in volta non solo dal contesto economico ma anche dal contesto termico, perché abbiamo visto quello che è accaduto nel recente mese di ottobre, non era prevedibile, così come non riusciamo a prevedere l'aspetto termico invernale. Se le condizioni al contorno dovessero rimanere quelle che sono, di fatto non ci possiamo aspettare una discesa dei prezzi a breve. Quindi quello che possiamo immaginare l'abbiamo già visto oggi, essendo passato il mese di novembre ieri, oggi le quotazioni iniziano a riflettere i consumi che ci saranno a gennaio, quindi c'è stata una minima, chiamiamola così, ripresa, un inverno con ancora questi prezzi che non lasceranno spazio a discese e anzi magari una minima risalita, quindi tutte le parole che hanno speso diciamo, gli altri partecipanti a questo incontro sono assolutamente corrette. È un inverno in cui dobbiamo imparare a capire bene che il risparmio vero, lo spreco evitato sono una via di arginare questo momento di grande difficoltà. Eh sì, Turcati, anche voi insomma, intervenite nelle famiglie, insomma, qual è il sentore anche che avete dalle famiglie stesse, insomma, che cosa vi chiedono, quali sono gli interventi che adesso vi stanno chiedendo di più? Allora chiaramente c'è molta preoccupazione. C'è molta preoccupazione anche data dal fatto che non solo sono aumentati i costi delle bollette, però ricordiamoci che già da prima si era già innescato un meccanismo per cui anche da dopo diciamo, il periodo pandemico c'era stata anche degli aumenti di costi dovuti alla mancata reperibilità di componentistica che poi ha portato anche a degli aumenti importanti dei costi di queste apparecchiature, dalle caldaie alle pompe di calore. Per cui c'è anche questo tema, in effetti il costo dell'intervento che vado a fare. È chiaro che dal mio punto di vista tutti questi impianti FER da fonti di energie rinnovabili hanno comunque dei costi spesso importanti e non possono diciamo essere sempre affrontati da chiunque senza interventi di aiuto da parte dello Stato, della Regione, che peraltro si sono mossi, direi, abbastanza in maniera anche importante. Direi che quindi quello che è fondamentale, mi riallaccio a quello che è stato detto dal vice direttore della Caritas, è quello di creare una cultura che porti a prendere pienamente coscienza che l'argomento risparmio energetico, cioè il consumo, deve diventare prioritario. La cultura che avevamo fino adesso è, scusate se faccio questo paragone un po' semplicistico, però spesso ci siamo concentrati ad acquistare la miglior televisione piuttosto che il telefonino così. Oggi invece, visti i tempi che corrono, dobbiamo veramente fare un ragionamento, un investimento su cosa dobbiamo fare nel nostro singolo edificio, perché poi ricordiamoci che, soprattutto chi segue con app e queste cose lo sa benissimo, il risparmio energetico
poi non si limita appunto all'intervento, come dicevo prima, del pannello fotovoltaico, ma è un sistema complesso, cioè un sistema edificio, per cui il risparmio lo faccio quando avrò una casa opportunamente isolata, con dei serramenti importanti, magari con degli impianti termici che lavorano a bassa temperatura, quindi fanno in modo che la pompa di calore sia il giusto generatore di calore per questi impianti e che magari sia alimentato da dei pannelli fotovoltaici. Come vedete però tutti questi argomenti vanno costruiti anche gradualmente. Cosa fare adesso? Cosa consigliamo noi alle famiglie in questo momento? Certamente le piccole cose, quindi i piccoli accorgimenti, dove non posso spendere tanti soldi, devo stare attento. Ad esempio un qualche cosa che viene spesso sottovalutato è anche la manutenzione dell'apparecchio che ho in casa, perché è chiaro che se ho un generatore ben regolato, magari anche a condensazione, e ormai l'80% se non di più anche delle caldaie sono di questa tipologia, comunque sono caldaie che vanno manutentate, vanno regolate, perché se non lo faccio vado poi ad inficiare quello che è il rendimento di questi apparecchi. Eh sì, bisogna cominciare a prendersi anche più cura, insomma, delle proprie cose, sicuramente questo è un ottimo consiglio. Ci fermiamo per una piccola pausa e restate con noi tra poco. Ultima parte di Economai FVG incentrata un po' sui consigli di risparmio energetico, insomma in vista anche dell'inverno che sta per arrivare, insomma abbiamo visto, insomma, le temperature sono decisamente abbassate. A proposito di questo, Urru, abbiamo parlato prima di fotovoltaico, sicuramente anche sul fronte del riscaldamento ci sono delle cose che si possono fare, in molti, come abbiamo visto per il fotovoltaico, si sono tuffati un po' sulle stufe a pellet, anche qui pur insomma, tenendo in considerazione del prezzo del pellet che è schizzato e addirittura più che raddoppiato rispetto all'inverno scorso, insomma è la mossa giusta? Sempre domande difficili. Allora, diciamo che il rivolgersi alle biomasse è stato un po' anche in questo caso qua mossa molto dalla paura del gas, no? Della mancanza del gas, non ci sono scorte e bisogna fare subito incetta di legna, per cui un po' un atteggiamento molto di pancia, ecco. In assoluto non è sbagliato, perché comunque sì, legno e i derivati, no? Quindi le biomasse sono una fonte rinnovabile, rientrano nel ciclo del carbonio e insomma da quel punto di vista lì è una cosa buona. Dopodiché insomma, sì, il tema è molto vasto, no? Voglio dire, le stufe a biomassa ce ne sono di diversi tipi, più efficienti, meno efficienti, pellet, cippato e vari tipi di derivati, centralizzate, non centralizzate, sì. Insomma, anche qui diamo qualche ordine insomma, di possibile investimento per una stufa pellet, anche qui dipende sì. dai metri quadri della casa, eccetera, però insomma, quanto può essere? Allora si può andare dalle poche migliaia di euro perché uno si compra una caldaia, cioè scusate una stufa da integrare all'impianto che c'ha già, in modo che tiene meno acceso il riscaldamento tradizionale, che comunque funziona, al fatto di sostituire un impianto, quindi fare una caldaia vera e propria che va a sostituire una caldaia che può servire anche più unità e quindi si parla magari di 20-30 mila euro si possono anche spendere, ma insomma si tratta di rivedere l'impianto di riscaldamento di una cosa. Che aggiungerei questa cosa qua, no? Perché prima giustamente tutti quelli che cercano fotovoltaico perché così no, mi stacco dal gas, ma non è immediato perché appunto c'è l'impianto di riscaldamento in mezzo, no? Cioè, vuol dire non solo fare il fotovoltaico mi fa corrente elettrica, se voglio riscaldare con corrente elettrica devo rifare sostanzialmente l'impianto di riscaldamento, quindi
E anche lì con tutto, insomma, chiaramente quando c'è il sole o c'è il di giorno, certo, ti fa la corrente elettrica, se no bisogna avere gli accumulatori ovviamente, chiaramente l'investimento comincia a diventare impegnativo, certo. Zenarolla, insomma. È chiaro che questi sono ottimi consigli, però chi fa fatica a pagare la bolletta è difficile immaginare che possa fare un grande intervento di riqualificazione della propria casa, nonostante ci siano dei bonus a disposizione, ma come diceva lei, alle volte si fa fatica ad accedere addirittura al credito, quindi... Certo, io credo che, allora, prima di tutto dovremmo pensare in termini di una società che si prende cura gli uni degli altri, quindi quello che accade alle persone che adesso non riescono neppure a pagare la bolletta della luce o che vivono negli appartamenti, nelle case in cui la possibilità di scelta non c'è, perché sono gli immobili più deteriorati, quelli in cui magari il rapporto qualità-prezzo è completamente saltato perché ho bisogno di una casa, pago dei prezzi che non sono commisurati alla qualità dell'immobile, dove non posso prendere delle decisioni perché la proprietà non la conosco neppure fisicamente, no? Magari. Però credo che sia importante, come si è detto anche mi pare in più passaggi di questa trasmissione, non ragionare con la logica di dobbiamo passare la nottata, no? Nel senso che ormai queste sono delle situazioni che via per una causa che per l'altra diventano strutturali, quindi dovremmo in qualche maniera riuscire a far passare il messaggio che questo è un tema centrale, è un tema che da qui in avanti non può essere semplicemente risolto con teniamo botto per 4 mesi per le bollette dell'inverno e poi ritorniamo a vivere come prima. Abbiamo fatto in fin dei conti una dolorosa esperienza anche con la pandemia, che alcune modalità, alcuni stili, no? Non sono più recuperabili, ma bisogna cambiare alcune cose nella nostra modalità di stare assieme, di vivere assieme. Credo che questa tematica sia una tematica che ci porta immediatamente, in forma forse brutale, come purtroppo la vita certe volte dà, ci porta in un futuro in cui, per esempio, appunto, il tema delle risorse sarà un tema cruciale. Abbiamo la popolazione mondiale, abbiamo in questi giorni, no? Festeggiato per così dire gli 8 miliardi di popolazione. Se tutti gli abitanti del pianeta dovessero avere gli stessi consumi energivori che abbiamo noi, questo altro che guerra per l'energia, no? Sì. Allora è evidente che insomma questa situazione, che potrebbe essere anche considerata contingente, deve diventare l'occasione per la nostra comunità per rimettere al centro quali sono gli elementi essenziali su cui fare investimento, su cui fare educazione e su cui cambiare o educare degli stili di vita. Sì, che il momento sia complicato e che pochi centesimi possono fare la differenza, insomma lo abbiamo visto anche ieri sera, siamo andati con il nostro collega Uber Londero in un distributore dove c'erano le file, perché come vi dicevo, insomma, da oggi sono stati tagliati gli sconti sulle accise e quindi le persone ieri in massa si sono fiondate al distributore, vediamo com'è andata. Come abbiamo letto la notizia dell'aumento ci siamo fiondati a fare rifornimento anche oggi. Come mai questa sera? Prima lavoravate? Sì, prima in realtà studiavo e non appena mi è saltata fuori la notizia su Telefriuli sono corso qua con la tessera benzina per l'ultimo pieno col massimo degli sconti, ecco. Sono stata informata da mia mamma 10 minuti fa circa, per quello sono a fare il pieno. Il prossimo pieno dove lo farà? Solitamente io faccio sempre qua benzina, quindi speriamo che non aumenti troppissimo, si rimane sempre fedeli, insomma. Si coglie l'occasione, dato che c'è l'aumento, si coglie l'occasione, è pur sempre un risparmio. Dipende anche dalla macchina, è una differenza notevole. Questa sera ci sarebbe venuta lo stesso? Ci sarei venuta comunque in realtà. Comunque questa è una delle pompe di benzina che di solito sono più vantaggiose, quindi vengo sempre qua comunque. Sono in riserva, quindi a tutti i modi lo facevo oggi. Il prossimo pieno dove lo farà? Lo faccio dove conviene di più. Comunque in Italia? Se continua a convenire, sì, certo. Al momento conviene, no? Con lo sconto regionale ancora conviene farlo qui. Poi vedremo. Ultimo rabocco prima dell'aumento di 12 centesimi al litro. Prima di andare a fare rifornimento in Slovenia. Sì, insomma, ognuno cerca di risparmiare, insomma, a modo proprio. Turcati si cerca di farlo in tutto. Chiedo anche a lei, insomma, sulla manutenzione, l'ha detto prima, insomma, visto che ci avviciniamo all'accensione, insomma, delle caldaie, insomma, che già sono accese, ma adesso cominceranno a entrare veramente, insomma, l'importanza, come diceva prima, anche della manutenzione, che tanti dicono, vabbè,
salto la manutenzione perché così risparmio qualcosa, perché chiamare il tecnico costa, invece no, non è così. No, ripeto, come ho detto prima, è una questione di cultura sull'argomento. La manutenzione degli apparecchi termici in questo caso è assolutamente importante proprio per contenere i consumi, ma non solo. Una cosa che poi forse questo momento sta anche mettendo un po' in crisi è tutto l'argomento di cui si parlava tanto fino a un annetto fa, diciamo, quindi le emissioni inquinanti e l'aspetto ambientale, perché da un lato le normative ci chiedono di risparmiare, ma ci chiedono anche di farlo installando apparecchi che inquinano sempre meno. Abbiamo parlato ad esempio prima delle stufe a pellet, quindi un'accortezza da fare, fate attenzione, devono essere stufe a pellet certificate, devono avere delle emissioni inquinanti veramente minime. Il conto termico è un buon affare da utilizzare, insomma, allora, come spiegarlo? Sì, allora il conto termico è qualcosa che può funzionare bene, anche lì dipende poi da quello che è il prezzo d'acquisto del generatore. In questo caso può essere, che so, la stufa a pelle, la stufa a legna che vado ad acquistare, perché bisogna sostituirne una vecchia, no? Di fatto, che consuma, sì, che ok, inquina di più. però per dare un'idea, se devo installare, che so, una stufa che mi costa 10.000 euro, allora forse è meglio pensare ad altri tipi di agevolazioni. Bisogna, ripeto, stare un attimino anche comunque attenti, sempre ritornando alla cultura di quello che ci mettiamo in casa, cultura anche per l'ambiente, perché come chi mi ha preceduto prima dobbiamo anche guardare avanti. Io capisco che adesso il problema è assolutamente urgente, quindi mi scaldo con qualsiasi cosa, però insomma, cerchiamo di avere anche un pochino di coscienza in quello che andiamo a fare, perché purtroppo quello che vedo, perché io seguo anche ad esempio fumisti, spazzacamini, c'è anche questo tema, la sicurezza, quindi noi abbiamo questi elementi, c'è il risparmio, ci sono le emissioni inquinanti, ma poi alla fine tutto anche si traduce nella sicurezza di quello che poi noi ci mettiamo in casa, perché credo che c'è anche stato un pochino di aumento delle criticità dovute al fatto che anche riutilizzando stufe a legna anche vetuste, canne fumarie non utilizzate da anni, non si è andato a vedere questo piccolo particolare, per cui ci sono stati delle coperture dei tetti che hanno preso fuoco, camini incendiati, per cui è veramente un argomento importante, oltre che pensare all'impianto, anche pensare che è un qualche cosa che va costantemente manutentato. Siamo quasi in chiusura, direttore, chiudo con lei chiedendole, insomma, visto che il mercato è così, insomma, impazzito, anche quali sono le armi che mette in campo Blue Energy per affrontare il prossimo periodo, per dare magari risposte ai clienti su questo fronte. Abbiamo provato a lavorare su due fronti, uno è quello dell'ascolto, per cui abbiamo potenziato ad esempio il nostro call center, che inevitabilmente viene più contattato dai clienti per essere più pronti a dare le risposte chiaramente alle domande che tutti quanti si pongono, e soprattutto per essere chiari e concreti verso i clienti che magari in questo momento hanno delle difficoltà oltre che economiche anche proprio tecniche nel capire la bolletta. Dall'altro continuiamo a fare informazione, perché l'abbiamo detto, è un momento in cui ci vuole un cambio culturale, una presa di coscienza che l'energia va vissuta in modo diverso, va vissuta in modo più conscio. Insistiamo a dire ai nostri clienti di fare l'autolettura del contatore a fine mese. È una cosa che magari fino all'anno scorso si faceva con meno interesse, quest'anno questo porta da un lato ad avere coscienza di quant'è il consumo prima che riceviamo la bolletta, e dall'altro porta anche a capire quant'è il mio consumo per capire come posso agire per limitarlo. Un'ultima azione che stiamo provando a fare perlomeno è quella di frammentare le bollette. Prima sull'energia elettrica tipicamente la frequenza era bimestrale, da gennaio le faremo mensili. L'obiettivo è quello da un lato di pre-rateizzare l'importo in modo tale che sia minore, perché chiaramente parliamo di un mese anziché 2, e dall'altro l'abbiamo ripetuto in modo diverso un po' tutti, per prendere coscienza sempre di più che se in questo mese ho consumato X, magari con qualche accorgimento, chiaramente non ha un impatto definitivo, ma almeno inizio a fare un primo passo per capire quanti sono i miei consumi e magari quanto possono aver influenzato i consumi il mio cambio di abitudine.
Grazie allora a Davide Villa, Paolo Zenarola, Giorgio Sturcati, Fabrizio Urru per essere stati qui con noi questa sera. Speriamo di essere riusciti a casa a dare un po' di consigli utili, anche insomma, sottolineando il fatto che il miglior modo insomma, per ridurre la bolletta è quella di ridurre i consumi e quindi fare molta attenzione, perché insomma, ci sono beni preziosi e anche l'acqua io credo che sarà insomma, in futuro un tema molto importante. Grazie anche alla regia di Simone Caramaschi e Giandomenico Ricci, grazie a voi per averci seguiti. Economai FVG ritorna come sempre giovedì prossimo. Buona serata a tutti. Questa trasmissione è stata offerta da Tecno 2.